Noi siamo orgogliosi di aver raggiunto questo grande e prestigioso traguardo. Tutto pronto a Gemona del Friuli per i festeggiamenti per il centenario di fondazione della sezione Alpini, in programma l'11 e 12 ottobre prossimo. L'11 e 12 ottobre prossimi. Un vero antipasto di quanto accadrà a giugno 2026, quando la cittadina pedemontana del Friuli ospiterà il raduno triveneto delle Penne Nere, che per l'occasione del cinquantenario del terremoto del 1976 anche le sezioni e gruppi ANA protagonisti dei cantieri allestiti per la ricostruzione post-Colat, facendola diventare una piccola adunata nazionale. Queste sono prove tecniche, anche perché verranno in tanti, anche dal centro-nord. Io già tempo fa avevo mandato il programma a tutte le sezioni del centro-nord e soprattutto noi abbiamo mantenuto in questi 50 anni rapporti di amicizia con le 4 sezioni che nel 76, 77, 78 avevano dato vita al cantiere numero 4, il cantiere del lavoro a Gemona, e queste sezioni hanno alimentato appunto questo cantiere ed erano la sezione di Bergamo, che è la più grande d'Italia, la sezione di Brescia, di Salò e della Valle Camonica, e noi vogliamo fare un blocco con queste sezioni all'interno della nostra sfilata. Il raduno gemonese sarà l'occasione per consegnare al presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero, il sigillo della città di Gemona del Friuli, a perenne ricordo dei 33 alpini morti sotto le macerie della caserma Goi Pantanali il 6 maggio 1976, il doveroso omaggio alle Penne Nere impegnate durante la ricostruzione e per il legame che lega Gemona agli alpini. E oltre al sigillo daranno anche una bella targa che ho visto. Noi abbiamo un bellissimo rapporto col Comune di Gemona che io non mi stancherò mai di ringraziare, perché veramente ci sono stati vicini e ci sono ancora vicini, e quindi è importante che il Comune, il Sindaco di Gemona consegni il sigillo della città al nostro Presidente, che sarà presente con il Labro nazionale anche, quindi diventa il nostro centenario una manifestazione nazionale proprio per la presenza del Labro e del Presidente nazionale.